Buonasera. Buonasera a voi. Sono arrivate tante risposte importanti e positive questa sera, soprattutto nel secondo tempo, nel momento di difficoltà. C'è un Napoli che questa volta ha saputo annusare il pericolo, che ha dato una risposta logica, compatta e di grande carattere. Credo che questi siano elementi che possano farle piacere o no. Un Napoli in grandissima difficoltà, ci mancano tanti giocatori, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo sofferto tanto, grande spirito di squadra, sicuramente la Juve meritava qualcosa in più, però grande spirito dei miei ragazzi, grandissima voglia di non prendere gol, sicuramente abbiamo saputo soffrire, abbiamo sofferto abbastanza, grande vittoria, ci voleva per il morale, adesso speriamo di recuperare tutti i giocatori che ci mancano perché siamo corti, abbiamo tante partite e sicuramente bisogna recuperare gente. Questi 90 minuti che cosa rappresentano per lei? In qualche modo il rammarico per quello che poteva essere non è stato, cioè le tante occasioni smarrite durante questo campionato, o la certificazione di un lavoro che comunque sta dando, classifica alla mano, risposte importanti, no? Considerando che la Champions resta il primo obiettivo del club. Questo dovete dirlo voi, io analizzo solo che quest'anno gli attaccanti non l'ho mai avuto a disposizione, ho avuto tanti giocatori fuori e penso se siamo ancora attaccati là è merito di quello che stanno dando i ragazzi. Sicuramente se andiamo a analizzare la partita con lo Spezia, 3 punti che ci mancano, se andiamo a analizzare tante altre partite potevamo portare a casa dei punti, non l'abbiamo fatto perché abbiamo difettato di prestazioni altalenanti, partite in mano le abbiamo regalate e penso che a livello di mentalità siamo venuti a mancare, però bisogna analizzare anche quello che abbiamo passato e i giocatori che ci sono venuti a mancare in tutti questi mesi. Senta Gattuso, brevemente, una delle immagini che ci hanno colpito a fine partita è tutto il gruppo in mezzo al campo ad abbracciarsi ed abbracciarla, poi gli attestati di stima, le parole vanno tradotte, declinate sul campo e credo che queste immagini valgano più di 1000 parole. Lei ha mai avuto dubbi su questo gruppo? Non ho mai avuto dubbi, perché se avevo dubbi prendevo il mio BTKS, la mia roba e me ne andavo a casa, perché senza rapporto, senza avere la fiducia dei giocatori non si può andare da nessuna parte. Ho sempre avuto la sensazione che qualsiasi cosa si propone durante la settimana è una squadra che ascolta. Adesso bisogna guardare avanti, dopo alla fine vedremo cosa succederà. Marco. Però quando ha visto che si faceva male pure Ospina, cosa ha pensato? Una maledizione? Calcio è così, quando arrivano sempre tutti di fila e non bisogna essere bravi a non piangerci addosso. In questo momento sappiamo che se adesso si perde qualche centrale, qualche terzino, non abbiamo, dobbiamo inventare qualche centrocampista in questi ruoli. E adesso speriamo di non perdere più nessuno e di recuperare gente e dopo vedremo. È uno Billy che non si è mai pianto addosso neanche quando giocava con te, Gattuso, No, ma anche perché in un certo senso anche noi forse abbiamo evidenziato troppo poco il fatto delle tante assenze. Però io volevo parlare soprattutto dei presenti, Rino, perché è vero, avete preso secondo me 21 gol che sono un gol a partita, sono pochi o tanti a seconda dei punti di vista, però oggi ho fatto molta attenzione ai due difensori centrali perché secondo me nelle partite precedenti e per tutto il campionato non sono state, secondo me, la parte migliore della squadra. Però oggi, non so se ci hai lavorato durante la settimana, è incredibile come facevano attenzione, veramente devo farti i complimenti, se ci avete lavorato erano sempre nella giusta posizione, nella giusta marcatura. Credo che oggi sia stata veramente la parte principale. Scusa. Se ci vedi, solo che sei attento, dopo certe volte mi chiami pure con le spiegazioni come la vedi te. Ma così, faccia centino. A Bergamo abbiamo preso 2 gol veramente, perché noi se vedi ultimamente rompiamo sempre, 1-3 sempre, chi è nella zona palla deve rompere. E quest'anno l'abbiamo fatto bene tante volte. A Bergamo abbiamo preso 2 gol incredibili, il tiro di Zapata potevamo uscire, c'era il quinto che lo faceva Insigne per assorbire il terzino, là in quel momento Mario lui poteva rompere, non ha rotto. Oggi secondo me abbiamo lavorato molto bene.
E dopo Rachmani, secondo me in questo momento gli ho dato anch'io pochissimo spazio quest'anno. Secondo me Maksimovic bisogna fargli i complimenti perché è a parametro zero, è a scadenza, può mettersi d'accordo già con un'altra squadra e vedere, dopo gli errori ci stanno, lo sai meglio di me, però devo dire che è gente che quando lavora con massimo impegno e ti dà sempre grande disponibilità. E diciamo che negli ultimi 2 o 3 partite a livello difensivo abbiamo commesso un po' di errori, però ci lavoriamo sempre, anche se abbiamo pochissimi giorni per lavorare, quei 4 della linea ci lavoriamo spesso. Matteo Marani? La risposta di oggi, Gattuso per chi è? A chi arriva un messaggio oggi? No, ma nessuno, ragazzi, non posso, è il problema, sono state dette tante cose, l'allenatore deve essere giudicato, a me mi piace essere giudicato per quello che faccio, l'unica roba che non mi piace è quando, e lo ripeto, quando mi si attacca e si parla a livello personale non permetto a nessuno di attaccarmi e basta, dopo se pensano che sono scarso, che non sono idoneo per allenare il Napoli, fatemela passare, sti cazzi, va bene, non c'è nessun problema, sono grande e vaccinato e riesco a sopportare tutto, però sulle cose private, sulle bugie, sulle robe, non sono disposto a fare di tutto, andare pure sotto casa uno per uno, senza nessun problema. Tutto fuori dalla società? No, ma la società in questo momento... Io sono un dipendente dalla società mi deve giudicare per quello che faccio, quando non vado più bene farà le sue scelte. Io ho massimo rispetto di chi mi paga e non possono non portare rispetto, però dopo vedo il calcio come lo vedo io, faccio le mie scelte sempre nel rispetto delle regole e spero di fare più risultati possibili. Rino, secondo me ti sei dimostrato un allenatore da Superlega, ovviamente sto scherzando perché non esiste, perché avete battuto la Juventus, avete dato 4 gol alla Roma, avete dato 4 gol all'Atalanta, momento in cui l'Atalanta era in gran forma. Avete perso, ma immeritatamente in casa dell'Inter, giocando un'ottima partita, grandi parate di Handanovic. È evidente che quei 10 punti più o meno che vi separano dalla vetta della classifica sono stati perduti contro squadre nettamente più deboli di voi. E immagino che tu abbia fatto una riflessione su questo. A me sarebbe piaciuto giocarmi tutto il campionato con tutti a disposizione. Secondo me questa era una squadra. Dove sareste? Ricordiamoci le partite. Non lo so dove eravamo, ma sicuramente senza Covid, senza o giocare ogni 3 giorni per come stiamo giocando, non siamo gli unici, però è un campionato anomalo, perché qua ti svegli la mattina e può succedere di tutto. Dopo veramente c'è poco tempo per recuperare, ma questo non è un problema solo nostro, però io penso che la squadra al completo quest'anno, per come avevamo iniziato, per come i giocatori stavano, secondo me potevamo dire la nostra, però ripeto, ancora c'è tempo, adesso bisogna fare di tutto per riuscire a ritornare competitivi e fare delle scelte e avere tutto a disposizione. So Billy che gli vuoi chiedere se si tiene il baffo, sono sicuro. No, non è che Monica, tua moglie, ti ha chiesto per San Valentino di tagliare i baffi, non stai benissimo. Ma ti faccio ridere, vuoi sapere che è successo? Che è successo? Sì o no? Certo, Sì, certo. Sì o no? Sì. Ho chiesto il rasoio perché non avevo voglia di parlare col barbiere perché parla troppo, volevo stare da solo e ho avuto la brillante idea di farmi prestare il rasoio di Valerio Fiori. Secondo me gli avevano regalato nel 2003, cominciato a rasare, mi ha lasciato un buco sulla parte destra e non potevo andare in giro così. Pensa che è successo dopo. L'importante è non lasciare i peli nel lavandino perché poi Billy si arrabbia. Per quello. Che assomiglio così, Billy? Ne abbiamo parlato per tutto il secondo tempo. No, dimmelo tu perché non mi viene nessuno. Buzzanga quando faceva il film dell'arbitro, c'è uguale. Adesso in poi sarai Buzzanca allora. Ciao Rino. Dobbiamo recuperare l'immagine. Ciao, Grazie. No, sicuramente poteva finire anche in maniera diversa. La Juve ha creato le sue palle gol. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Sicuramente non ci è mancato il coraggio, perché giocare
per come siamo entrati in campo, di come abbiamo messo la squadra, sicuramente ce la siamo giocata a viso aperto, non abbiamo avuto paura. Bakayoko, Zielinski, due centrocampisti, Insigne, Lozano, Politano e Osimhen davanti, ce la siamo giocata. Sicuramente abbiamo fatto una grande partita di cuore. Primo tempo qualcosa l'abbiamo fatto, il secondo tempo a livello tecnico pochissima roba, il pallino del gioco hanno avuto sempre loro, ma era quello che dovevamo fare e si sapeva. Grazie ai miei giocatori per la prestazione che hanno fatto, per l'impegno, per la voglia. Ho visto grande spirito e sicuramente in questo momento ce la godiamo e speriamo di riuscire a recuperare tutti quanti, perché quando si gioca ogni 3 giorni abbiamo bisogno. Adesso speriamo di non perdere più nessuno e di riuscire a recuperare i giocatori, perché ne abbiamo veramente bisogno. Questa è anche la tua risposta a chi nelle ultime settimane ha detto che non potevi allenare una squadra come il Napoli? Il problema è che dopo ne perdi un'altra e ritorni di nuovo punti da capo. Io penso che in questo momento, ma io voglio ribadire un concetto, perché sennò qua non se ne esce più. Io faccio l'allenatore, non ho cominciato l'anno scorso, perché qualcuno pensa che ho cominciato l'anno scorso, sono da un po' di anni che faccio l'allenatore. Quando non arrivano i risultati è giusto che l'allenatore paga per tutti ed è il primo responsabile. A me non mi dà fastidio quando dicono che sono scarso o posso sbagliare un qualcosa. L'importante è che non, come è successo qua più di una volta, e anche giornali importanti, che si parla a livello personale di robe che non c'entrano. Si deve giudicare l'allenatore, se è bravo, scarso, se qualcuno pensa che sono bravo, qualcuno pensa che sono scarso, e quello tutti quanti possono dire questo. Dopo alla fine è importante che non si va su altri argomenti, perché non li accetto. L'ultima cosa, ma la barba è un fioretto? Hai fatto un fioretto? No, nessun fioretto. Ieri c'era una macchinetta, mi ha lasciato un buco e non volevo andare dal barbiere perché non volevo parlare, non l'ho fatto venire. Dopo tanti anni mi sono messo in cabina di regia da solo, sono andato oltre e ho dovuto fare sta roba qua, però va bene così. Grazie. C'è anche Radio Rai? Sì, se posto, grazie. Prego, Ciao, certo. No, volevo chiederti sì, che poi insomma nelle partite contro i risultati tu hai fatto il risultato, ma hai fatto anche la partita. Ora non parlo di occasioni, ma di quello spirito. Giocavi con 3 esterni alle spalle della punta, non c'avevi, diciamo così, un sottopunta vero, un centrocampista, giocavi senza i 2 difensori centrali, tanti problemi, il portiere che ti si fa male nella fase di riscaldamento, devi mettere Meret, e poi Meret che si dimostra forse il migliore in campo. Ma la cosa che più mi impressiona è quando qualcuno dice no, ma la squadra non sta più con Gattuso. Beh, alla fine della partita si è visto qualcosa di diverso, a giudicare dagli abbracci. Quello, da quanti anni ci conosciamo io e te? Beh, abbastanza. Io penso che chi mi conosce sa, se avevo l'1% che la squadra non stava con me, secondo te stava ancora qua, io o già me ne ero andata a casa. Chi mi conosce sa che io vivo di emozioni, vivo in un certo modo, e ho sempre pensato che qualsiasi cosa, da quando sono arrivato io e il mio staff proponiamo, è sempre stata una squadra con Massimo che ci ha messo grandissimo impegno. Le ultime 2 o 3 partite devo dire che abbiamo preso dei gol incredibili, perché chi sa come lavoriamo tanto sui 4 della linea, o certe volte quando vogliamo cambiare, e non abbiamo preso gol bellissimi, specialmente i primi due con l'Atalanta. Dovevamo rompere, non abbiamo mai rotto. A Genova in fase di impostazione abbiamo sbagliato, e su errori perché non bisogna sottovalutare che Maksimovic ha scadenza. Tu sai meglio di me, quando un giocatore ha scadenza bisogna ringraziarlo. Rachmani sicuramente gli ho dato meno minutaggio di quello che meritava, però quando c'hai gente come Manolas, Koulibaly, capisci che non è facile cambiare spesso, e ho sempre avuto la sensazione che la squadra ci ha sempre seguito, e questo era un qualcosa che ci ha sempre dato fiducia. È normale che, se andiamo a analizzare
tutto l'andamento della stagione, di che partite, come abbiamo perso certi tipi di partita, i giocatori che ci sono venuti a mancare. Perché se ricordate le prime 5-6 partite eravamo una squadra che giocava un calcio incredibile, con Osimhen che faceva la riga e mezza a tutte le difese avversarie, Drissi stava bene, dopo mano a mano ci sono venuti a mancare tanti giocatori, abbiamo perso per strada, e sicuramente a livello caratteriale, a livello di mentalità qualche partita l'abbiamo regalata, perché se oggi stiamo qua e andiamo a giudicare tutte le partite che abbiamo fatto, penso che se dico che il Napoli aveva 4-5 punti in più non dico robe sbagliate, non dico robe sbagliate, e penso che in questo momento bisogna assumersi anche le nostre responsabilità, perché 5-6 punti per strada l'abbiamo regalati. Per me va bene così. Grazie, buona serata ragazzi. Ciao.